Amici all'ascolto, un cordiale buonasera da Roy Lepole dalla Pala Barzacchi di Viareggio. Daniele Maffei ci raggiungerà tra poco perché stasera è una serata particolare qua a Viareggio. Purtroppo è morto a 43 anni Andrea Paci, disc jockey, infermiere, volontario, ma soprattutto anche lui un grande appassionato di sport, di hockey su pista, ha vestito anche la maglia del 100 Giovani Calciatori e stasera verrà ricordato qua al Pala Barzacchi prima della partita in programma tra i bianconeri di Mirko De Gerone e i rossoneri dell'ex Sergio Festa. Una serata, come detto, di commozione, però nello stesso tempo anche di allegria, perché stanno trasmettendo in sottofondo le musiche del carnevale, quelle che ha visto Andrea Paci contraddistinguerlo per tantissimi anni come animatore sui carri allegorici nei veglioni di carnevale, ma più che altro anche per le feste, matrimoni, compleanni, feste di laurea, insomma dove c'era da far baldoria, tra virgolette, Andrea Paci c'era. Purtroppo una malattia nel giro di un anno se l'è portato via questo ragazzo che è stato salutato oggi da una città intera, Viareggio, che si è fermata, oltre 2000 sono state le persone al funerale alla chiesa della Santissima Maria del quartiere Migliarina a Viareggio e poi il corteo ha raggiunto la cittadella del Carnevale dove tutti gli hangar dei costruttori dei carri allegorici erano aperti per l'occasione in suo onore, ci sono suonate le musiche, quelle del Carnevale, quelle che tra qualche mese ascolteremo su Viali a Mare di Viareggio e stasera chiaramente faranno da cornice, da preludio a questa partita del campionato di hockey su pista di Serie 1. Ovviamente il 100 Giovani Calciatori giocherà con il lutto al braccio, verrà osservato un minuto di raccoglimento in sua memoria. Ma intanto guardiamo quelle che sono le partite in programma. Si è giocato ieri sera Monza Breganze con il punteggio di 6-1, in programma Valdagno Lodi, Grosseto Novara alle 20:45, Bassano Forte dei Marmi si giocherà domani domenica alle 18 come Castiglione Follonica alle 18, Giovinazzo Hockey Triste si gioca il 3 dicembre. Il 100 Giovani Calciatori scenderà in pista alle ore 21. Intanto vedete lo striscione, ciao Andrea, per ricordare, come detto, questo grande personaggio della città di Viareggio. Tutto il pubblico qua del Pala Barzacchi è in piedi per omaggiare Andrea che lascia la sua compagna Silvia, la sua bambina Viola, i parenti e tanti amici. Stasera è presente anche la rappresentanza dei carristi del Carnevale, dei Rioni, insomma oggi è una giornata davvero particolare a Viareggio e stasera non poteva essere diverso questo omaggio. La classifica: Trissino 18 punti, Roller Monza 17, CGC 16, Bassano 14, Lodi e Sarzana 10, Valdagno 9, Follonica 8, Forte dei Marmi 7, Grosseto 5, Giovinazzo, Novara e Castiglione 3 punti, Breganze 0 punti, Monza e Breganze hanno giocato una partita in più. I marcatori: Cocco del Trissino 15 reti, Mendez anche lui del Trissino 13, Alvarino del Trissino e Onorio del Valdagno 12 reti, Bielsa del Monza 10 reti. I marcatori per quanto riguarda il 100 Giovani Calciatori sono Federico Ambrosio con 6 reti, il capitano Romeo Danna con 5, Enrico Torner 4, Elia Cinquini 3, Samuele Muglia 2, Luca Lombardi 1. Hockey Sarzana, Munnè e Lucas Tabarelli 5 reti ciascuna. Savi Rubio, ex di turno come detto insieme all'allenatore Sergio Questa, 4 reti. Santiago Manrique e Francesco De Rinaldis 2 reti. Davide Borsi 1 rete. Ex del CGC è Elia Cinquini. Il 100 giovane è già in pista, quindi vi leggo la formazione. Con il numero 17 Pablo Gomez, con l'1 Luca Lombardi, con il 5 Federico Ambrosio, con il 7 Liam Rosi, con il 9 Samuele Muglia,
con il 10 Niccolò Puccinelli, con il numero 11 Romeo Danna, con il 26 Elia Cinquini, con il 99 Enrico Torner, con il numero 40 Filippo Poletti, allenatore Mirko De Gerone. Il Sarzana risponde con il numero 10 il portiere Simone Corona, con il numero 11 Davide Borzi, con il 7 Lucas Tabarelli, con il 5 Santiago Manrique, con il 17 Savi Rubio, con il 24 Lorenzo Angeletti, con il 27 Ian Munné, con il 77 Alessio Lavagetti, 88 Francesco De Rinaldis, 1 Alessandro Grossi, l'allenatore Sergio Fessa. Dirige l'incontro il signor Alessandro del Chelsea di Novara insieme a Giorgio Fontana di Milano, ausiliario Luca Lossi di Forte dei Marmi. Si attende quindi l'ingresso in pista ancora, come detto, del Sarzana, che non c'è ancora. L'orario di inizio di questa partita è alle ore 21. I 3 arbitri sono già al centro, al ridosso del tabellone del cronometro. Il Centro Giovani è lì, sulla tribunetta che di solito ospita i supporters che arrivano da fuori. Non c'è nessuno, quindi da Sarzana si presume che nella tribunetta, almeno quelli che sono gli ultras, chiamati in questo gergo di movimento dell'hockey rossonero a Sarzana, quello, il tifo più caldo, non c'è nessuno, però probabilmente qualcuno ha preso posizione qua nella tribuna centrale del Palabarsacchi. Vediamo che il portiere Corona è pronto insieme con i compagni di squadra a fare l'ingresso in pista, e così è. I rossoneri del Sarzana di Sergio Festa guadagnano il parquet del Palabarsacchi. L'applauso del pubblico viareggino è rivolto al Sarzana, squadra ostica soprattutto in casa, formazione che può essere definita non a caso una mina vagante di questo campionato, quindi una di quelle partite che Mirko De Gerone, allenatore del Centro Giovani Calciatori, ha preparato con la massima attenzione, proprio per non incorrere in brutti scherzi qua fra le mura amiche, per non scivolare sotto nella classifica. Dobbiamo dire che in caso di vittoria stasera il Centro Giovani Calciatori tornerebbe nuovamente e momentaneamente in testa della classifica, in attesa, come detto, che il 3 dicembre si giochi appunto Giovinazzo Trissino. Le squadre guadagnano il centro della pista. Attendiamo poi che Daniele Maffei, che poi, come detto, ci raggiungerà nella nostra postazione, legge a nome della società del Centro Giovani Calciatori un comunicato. Intanto vengono lette anche proprio da lui, da Daniele Maffei, le formazioni che vi ho già anticipato delle due squadre del Centro Giovani Calciatori e del Sarzana, schierate, vedete, nella parte centrale della pista del Palabarsacchi, una tribuna gremita, ancora persone che stanno arrivando, quindi una carrellata anche da parte del nostro operatore sul pubblico presente qua in arrivo qua sulle tribune del Palabarsacchi, proprio per una cornice davvero degna per l'occasione. Proprio anche la classifica richiama il grande pubblico qua sulle tribune viareggine, come chiaramente nei tempi d'oro della squadra, quando lottava per gli scudetti, quando era in corsa con i playoff, e questo è l'obiettivo che si è posta all'inizio della stagione la società bianconera presieduta da Alessandro Palagi, di voler puntare a un posto nei playoff per poi ovviamente giocarsi il finale del campionato nel migliore dei modi.
E ora c'è il comunicato che vi ho anticipato di Daniele Maffei e ascoltiamolo dalla sua voce. Andrea ha sempre sostenuto e difeso la porta del centro e con orgoglio lo consideriamo parte della nostra famiglia. E per onorare la sua memoria, questa sera il centro giocherà con il lutto al braccio. Ciao Andrea, sempre uno di noi! È stato quindi, come detto, Andrea Paci, giocatore anche del Centro Giovani Calciatori, DJ che vanta una collaborazione addirittura con Vasco Rossi e Jennifer Lopez, ma quello che ci teneva a evidenziare il presidente Alessandro Palagi è la parentesi anche che ha avuto proprio nella società bianconera come giocatore anche come nel ruolo di portiere nel Viareggio Beach Soccer, quindi calcio, tifoso della Juventus, era ormai una delle sue prerogative, però il volontariato, l'amore per gli altri lo ha contraddistinto. Tutto è pronto, ovviamente prima del via verrà osservato un minuto di silenzio. Il Sarzana si è raccolto in gruppo per caricarsi, c'è il saluto dei giocatori di Sergio Festa, del quintetto che inizierà la partita, gli altri che vanno in panchina, e ora il Chelsea e Giorgio Fontana attendono che i 5 che partono prendano posizione al centro della pista per salutare con questo minuto di raccoglimento Andrea Paci. Tutti in piedi. Il fischio di Alessandro Chelsea, primo arbitro, dopo il minuto di raccoglimento. Sono stati esposti degli striscioni per ricordare, come detto Andrea Paci, ora Canzoni del Carnevale come un coriandolo, scritto da Gianluca Cucchiara e cantata da Egistino Olivi, anche lui un altro dei grandi del Carnevale di Viareggio, che ci ha lasciato purtroppo prematuramente. Ma tutto ora è pronto per questa partita, tanto Daniele Maffei ha raggiunto la nostra postazione qui nella tribuna centrale del Pala Barzacchi, e quindi tutto ora è pronto con il Centro Giovani Calciatori, che è con il quintetto Pablo Gomez, Elia Cinquini, Danna, Ambrosio, Torner. Il Sarzana risponde con Corona, con Savi Rubio, tanto la partita che prende il via con il numero 88 Francesco De Rinaldis, poi con il numero 11 Davide Borsi, subito messo nel mezzo Lucas Tabarelli, Rubio, tanto come detto Daniele in nostra postazione dopo aver esaurito alle mansioni che vi stavo appunto raccontando prima di questo match doveroso. Tanto sono i rossoneri del Sarzana che mantengono il possesso della pallina con Francesco De Rinaldis, poi pronto a De Borsi che viene in avanti
aggira la porta di Pablo Gomez, una stagione d'avvio davvero alla grande del portiere del Centro Giovani Calciatori. Davanti a lui c'è un Simone Corona del Sarzana, anche lui cresciuto davvero molto, giocatore ormai di piena affidabilità. Danna, anche per lui stavo dicendo, come per Gomez, una stagione con i fiocchi, grazie a Mirko De Gerone, Ennio Belli, il preparatore di questo Centro Giovani, che ha messo nella condizione la squadra viareggina di far rendere al massimo questi giocatori. Guadagna subito una punizione la squadra ospite, sono 2 già i falli a carico del Viareggio, dei falli di squadra. Attaccano i rossoneri di festa, tanto c'è una conclusione che va fuori e diamo subito la parola a Daniele, che come detto è tornato qui accanto a noi. Grazie a noi, buonasera a tutti anche da parte mia. Adesso Tabarelli in possesso di pallina per il Sarzana, la conclusione, attento Gomez, riparte Ambrosio per il centro, trova a sinistra Torner, dietro la porta c'è Capitan Danna, manovra, torna ancora da Torner, qua fuori, scarica per Cinquini, ancora Torner, prova la botta da fuori, toccata da Rubio, poi la pallina torna in pista, ferma tutto però Fontana. Adesso anche De Rinaldis parla con Alessandro De Chelsea. La pallina è del centro perché era stato deviato il tiro da Rubio. La conclusione da fuori, era stato Rubio a toccarla. Adesso sulla pallina ci sono Romeo Danna e Ambrosio. 23-03, 2 falli di squadra per il centro, 0 per il Sarzana. Ambrosio trova Torner dietro la porta di Corona, si va fuori da Cinquini, prova la botta, fermata con il corpo da De Rinaldis, ancora al centro, ancora Ambrosio, trova molto bene Torner qua a destra, 8 secondi, bisogna concludere. Cinquini, la botta da fuori, sporcata, recupera ancora Torner, 4 secondi, Ambrosio tira, Danna, fermato, era difficile stavano scadendo i 45 secondi di possesso per i bianconeri. Xavi Rubio, l'ex del centro, trova Capitan Davide Borzi, ruba la pallina però Ambrosio, ancora al centro, Torner, finta il tiro, ragiona, va da Danna, si va dalla parte opposta ancora da Cinquini, ancora per Romeo Danna che supera il centropista, trova Torner, sporca con il pattino il passaggio di Rinaldis e può ripartire il Sarzana proprio con Xavi Rubio, il numero 17 della formazione ligure. Trova ancora Borzi, si va ancora da Rubio, De Rinaldis qua a sinistra, possesso ligure, passaggio sbagliato, non si trovano i giocatori di festa, poi recupera la pallina Ambrosio, può ripartire il centro, Torner aveva cercato subito Danna al centro, sporcato però il passaggio da De Rinaldis, ancora Torner qua a destra, dietro la porta trova Capitan Danna, eccolo lì, guarda dove sono i compagni, scarica lì per Torner, ancora Torner, lascia lì per Ambrosio, ancora 25 secondi di possesso per i bianconeri. Cinquini, Torner, si accentra, prova la botta di poco al lato, a 21-13, poi viene fermato il gioco. Roy. Con il Sarzana che recupera subito la pallina per cercare di ripartire con un'azione dalla propria difesa, con Borzi, Rubio, attenzione a non farlo tirare, il suo tiro viene ribattuto ma la pallina ritorna in possesso dei rossoneri del Sarzana. Elia Cinquini, ex di turno in pista per i bianconeri, si gira e riceve De Rinaldis, giocatore esperto della squadra ligure del presidente Corona. Mantiene ancora la sfera Borzi, scambia con Tabarelli, attenzione perché aveva lasciato sul posto un bianconero
poi è andato alla conclusione fuori, ma aveva fatto davvero un bel gioco. Turner per il centro avanza, mette dietro ad Ambrosio alla porta di Corona, una conclusione di Danna che sfiora il gol. Avanza, ha perso la pallina Borzi per l'intervento difensivo del Viareggio. Il tiro forte di Ambrosio viene intercettato da Corona in due tempi e riparte subito il Sarzana. 0-0 il punteggio al Palabarzacchi. Un tiro sporco da parte di Tabarelli. Viareggio che riparte con Turner, potrebbe tirare, smista lateralmente per Danna, indietro per Ambrosio, attenzione il numero 5 bianco-nero, tiro centrale, intercetta Corona, Ambrosio dietro la porta proprio di Corona, in due su di lui, gli soffiano la pallina, possibilità di contropiede del Sarzana che poi preferisce rallentare con Rubio il ritmo del gioco, aggira con De Rinaldis l'ostacolo. Rubio sempre nel vivo della manovra del Sarzana, l'ex bianconero. 18 minuti da concludere, 56 secondi del primo tempo, 0-0. Ancora il Sarzana avanti con De Rinaldis, trova al centro Rubio che trova bene Tabarelli, ancora il miracolo di Gomez, ma ancora il possesso ligure. De Rinaldis, Rubio, si va da Tabarelli a destra, cerca di saltare Ambrosio e c'è il fallo di Ambrosio su Tabarelli, il giocatore bianconero protesta, ma il fallo mi sembra che ci fosse. Siamo sullo 0-0, il centro ha 3 falli di squadra, 0 per il Sarzana. Intanto guardiamo anche di trovare i risultati dalle altre piste di questa settima giornata di campionato della Serie A1. Al momento vediamo Valdagno Lodi 1-1, mentre il Grosseto è in vantaggio 1-0 sul Novara, e poi Centro Giovani Calciatori contro Sarzana ancora 0-0. Poi le partite, come vi ha già detto Roy all'inizio della telecronaca, adesso le partite si giocheranno 2 domani e poi una il 3 di dicembre. Si sta per ripartire, mancano 5 secondi alla fine del time out chiesto dai bianconeri. Si sta per ricominciare. C'è stato intanto Muglia che è sceso in pista per i bianconeri al posto di Ambrosio. De Rinaldis, Borzi, Xavi Rubio, 18-24, possesso dei giocatori di festa. Borzi, ancora Tabarelli al lato, Turner recupera questa sfera, la dà lì a Capitan Danna che avanza qua a destra, supera il centropista, ancora Danna e c'è il fallo di De Rinaldis su Danna, il primo fallo di squadra del Sarzana, così ha deciso Fontana. Sulla pallina Muglia e Turner, Muglia pronto a scaricare per Turner, ecco Turner va fuori, scarica per Cinquini. Muglia appena sceso in pista, Turner avanti i bianconeri, 17-50, 20 secondi di possesso pallina. Muglia, Turner recupera alla fine per un attimo la sfera, poi dopo il controllo non preciso può ripartire il Sarzana con Rubio, alza la testa, guarda dove sono posizionati i compagni. L'ex bianconero trova dietro la porta di Gomez De Rinaldis, ancora lui in possesso di sfera, trova Tabarelli che aveva cercato il tiro ma capisce tutto Samuele Muglia che può partire in contropiede, poi viene fermato, riparte il Sarzana. Rubio,
fermato anche da Danna. Adesso il centro in avanti, Torner, il tiro sporcato da Rubio che poi conquista anche la sfera. Tabarelli dalla parte opposta, anche lui tira, ancora Gomez a 16,54 con una grandissima parata del portierone bianconero. Muglia si va dietro la porta da Torner, fuori da Cinquini, si trova Muglia che va giù, tutto regolare, può ripartire il Sarzana ma c'è il fallo, poi c'è il fallo, ha visto tutto Alessandro Eccelsi, quindi possesso per i bianconeri. Tanto esce Tabarelli ed entra Jan Munne, lo spagnolo neoacquisto del Sarzana, capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Cinquini da fuori, ci mette il guantone e dice di no Corona, poi la pallina esce di pista. 16-16 in pista anche Liam Rosi al posto di Danna. Si comincia a far ruotare i giocatori di movimento da una parte e dall'altra. Torner trova Cinquini, ancora Cinquini, possesso di pallina, pressato da Borsi, cercava Rosi però recupera la pallina Muglia nell'angolo. Samuele Muglia, poi va da Cinquini dietro la porta di Corona, ancora Cinquini, fuori per Rosi, la botta di Rosi, fermata, Muglia recupera la sfera, ancora Muglia, la parata di Corona, grandissima azione di Samuele Muglia, a 15,42, riparte il Sarzana, ma viene fermato Munne da Rosi. Torner, 15,23, Roy. Pronto ad entrare anche Luca Lombardi, lo vediamo già al cancelletto della sua panchina. Intanto la conclusione di Rosi intercettata da Simone Corona. Riparte il Sarzana a tu per tu con il portiere Gomez. C'è anche dentro Manrique del Sarzana, quindi anche Sergio Festa annovera tra le proprie file giocatori giovani stranieri che sono arrivati a Sarzana. Intanto la conclusione parata da parte di Torner. Ripartono gli ospiti con Rubio, laterale ancora la pallina per Munne, disturbato da Muglia che anche in fase difensiva, vedete, era retrocesso per dare una mano ai suoi su Borsi. Era in marcatura il giocatore viareggino. Tanto Gomez fa buona guardia aiutato da Liam Rosi, pallina per Munne, attenzione, Rosi vedete lo contrasta davvero efficacemente, il centro riguadagna la pallina a 14 minuti dalla conclusione del primo tempo. 3 sono i falli per il centro, 2 per la squadra ligure. Rosi, Torner, tanto va giù Rosi, gli è franato addosso un avversario, quindi 3 falli per ciascuno di squadra. Si riparte con la pallina a favore dei bianconeri di Mirko De Gelone. Torner riceverà da Rosi, manda per Muglia che ha vivacizzato la manovra viareggina della prima linea, il bomber Lombardi. Rosi cerca uno spazio, preferisce dare a Muglia che con l'aiuto della sponda controlla la pallina, poi non trova un varco da indietro a Lombardi che potrebbe anche lui tirare. Ecco Muglia che conclude, ribattuta però la pallina per un attimo era tornata ai viareggini, contrattacco del Sarzana che ha perso l'attimo, erano 3 contro 2, quindi ha permesso ai 100 giovani calciatori di ritornare anche a coprire
il portiere Gomez. Sarzana che manovra con Munne, ha dato indietro a Rubio che funge quasi da regista di questa squadra con diverse le palline che lavora. Ancora Rosi in fase difensiva efficace, lanciato in orizzontale Muglia che alza in capo, vede Lombardi dietro la porta di Corona, vediamo cosa inventa Luchino. Rosi potrebbe tentare da fuori ma non c'è lo spazio perché lo coprono e allora affonda Torner, Muglia, la sua conclusione sul corpo di Corona. Adesso è il Sarzana con Rubio che avanza, 12:20 alla fine del primo tempo, 0-0, intanto è pronto Ambrosio a tornare in pista. Rubio, non si capisce con Borzi, il capitano del Sarzana, che però recupera la pallina, poi Manrique nell'angolo, pressato da Muglia, lo salta, prova la conclusione, recupera il centro, parte Luca Lombardi, va da Torner, qua nell'angolo, Torner, ancora lui la conclusione, pallina ancora del centro, Lombardi, ancora Luca, fuori, scarica per Rosi, si va dalla parte opposta, a sinistra da Torner, qua a destra da Luca Lombardi, che poi trova Liam Rosi, si accentra Liam, trova Torner, ancora Torner, la botta di poco alta, 11:34, conclusione fortissima di Torner, di poco alta. Riparte la squadra di Festa, ancora con Rubio che però viene fermato molto bene da un Samuele Muglia che è sceso in campo molto determinato. Adesso Rubio, la botta, attento Gomez, la pallina rimane lì, però poi c'è il possesso bianconero, intanto il time out chiesto da Festa, ancora 0-0, i falli di squadra sono 3 per il centro e 3 per il Sarzana. Intanto andiamo a vedere anche gli aggiornamenti dalle altre piste. Valdagno Lodi 2-2, il Grosseto è ancora in vantaggio per 1-0 sul Novara, poi domani alle 18 Bassano Forte e Castiglione Follonica. Mancano 23 secondi alla fine del time out chiesto dalla formazione ligure allenata da Sergio Festa. 0-0, intanto continua il grandissimo tifo dei tifosi bianconeri che hanno ricordato anche loro il grandissimo Andrea Paci. Non sono sicuramente giorni belli per la comunità viareggina, ma la comunità viareggina si è davvero stretta intorno alla famiglia, agli amici e a tutti, che ha dimostrato di volere davvero bene a questo ragazzo eccezionale. Riparte il centro, Ambrosio è tornato in pista, è lui in possesso di pallina, si va da Rosi, trova Lombardi dietro la porta di Corona, ragiona Luca Lombardi, cerca un compagno dove scaricare la sfera, alla fine deve uscire da solo dalla situazione, però trova Cinquini, ancora Luca Lombardi qui a centropista, si va da Liam Rosi, prestato da Borzi, torna indietro, va da Lombardi, finta al tiro, 7 secondi, deve concludere il centro e poi la botta di Rosi da fuori. Corona è attento allo scadere dei 45 secondi di possesso bianconero. La respinta del portiere del Sarzana, la pallina per uscita di pista, quindi possesso ancora una volta per il centro che può ripartire con 45 secondi di possesso. Dietro la porta di Corona Cinquini, si va da Liam Rosi, su di lui Manrique, lotta però come un leone Liam Rosi, ancora lui in possesso di sfera, fuori per Cinquini, prova la conclusione, capisce tutto De Rinaldis che poi insegue anche la pallina, ma arriva prima Elia, la recupera Ambrosio, cercava con una
giocata difficile di saltare l'avversario, non c'è riuscito. Può ripartire qui a sinistra Manrique, attentissimo Gomez, ancora il possesso però di Manrique, fuori per Borzi, il capitano del Sarzana. Viene qua da Munne che scambia con Manrique, ancora lui però in possesso di sfera, ancora fuori da Manrique. Borzi, 25 secondi di possesso per i liguri. De Rinaldis trova Munne, pressato da Lombardi, ancora Munne, attraversa tutta la pista, ancora lui in possesso, poi alla fine in qualche modo per un attimo il centro recupera, ma poi ancora il Sarzana con Borzi, la botta sporcata, ci arriva Ambrosio, 9:05, può ripartire il centro con Federico Ambrosio, supera il centropista, trova molto bene Cinquini, la botta ancora Ambrosio, doppia parata di Corona, prima su Cinquini poi su Ambrosio, dalla parte opposta De Rinaldis, pallina alta, azioni al cardio Palma da una parte e dall'altra, prima al centro con Cinquini e Ambrosio e poi la grande botta da fuori di De Rinaldis. 8:49, time out chiesto dal centro, 0-0, 3 falli per squadra Roy. Vediamo che sono andate vicine alle segnature tutte e due le squadre, l'equilibrio in pista c'è, il centro cerca di forzare i tempi, ma la squadra di Sergio Festa si sta opponendo piuttosto bene a quella di Mirko De Gelone. 3 falli anche ciascuno di squadra, quindi ecco, la dice lunga questa cosa qua. La classifica ovviamente parla a favore del Centro Giovani Calciatori con i suoi 16 punti conquistati fino ad oggi, i 10 sono quelli del Sarzana, ma come detto questa è una squadra che può essere considerata una mina vagante di questo campionato, perché fra le mura amiche è ovviamente un bunker quella pista, quando va fuori riesce come stasera qua a Viareggio a tenere botta ai secondi in classifica, e poi va detto che anche in questa stagione ha pescato bene in campo straniero, perché questi nuovi volti che vediamo con la maglia rossonera, ossia questo Manrique e l'altro Munne, hanno fatto vedere fino a questo momento buone cose qua al Palabarzacchi. C'era stato l'interruzione della manovra viareggina da parte dell'arbitro Fontana, ora vediamo Borzi che cerca di liberarsi della guardia di Federico Ambrosio che lo controlla molto bene. Siamo a 8 minuti intanto dalla conclusione del primo tempo. Capitan Romeo Danna è pronto a tornare in pista. Cinquini ha mandato una pallina in avanti, però non ha trovato i compagni, da Ambrosio a Lombardi, Rosi, ancora Lombardi, fa tutto da solo, poi preferisce dare a Cinquini che può tentare la botta da fuori. Corona si oppone bene, nella respinta ne hanno approfittato i compagni di squadra, esattamente questo Manrique che è andato al tiro sporcato, disturbato. Ambrosio in profondità per Rosi, dietro la porta di Corona. Rosi alza la testa, vede Cinquini che arriva nelle zone, però lateralmente ha trovato Lombardi. Cinquini ancora, è troppo lontano per poter tirare, è stato costretto a girare Lombardi, attenzione a non perdere la pallina, la manda in avanti per Ambrosio che per un attimo la conquista, poi la perde, però interviene Chelsea perché ha visto qualcosa che non è andato bene. C'è intanto un cambio nelle file del Sarzana, va fuori Borzi ed è entrato Rubio, scivola leggermente però mantiene l'equilibrio. Ora il Sarzana con De Rinaldis, avete visto che
ha lavorato una pallina sul pressing avversario, l'ha controllata, la manda nella profondità dove trova subito Rubio. Manrique, attenzione, ora è il Sarzana che mantiene l'iniziativa quando siamo a 6 minuti dalla conclusione del primo tempo. Lombardi ha soffiato una bella pallina, va al tiro forte, non è lontano dalla porta di Corona, aveva fatto davvero una buona giocata Luca Lombardi conquistandosi la pallina. Da Rosi ancora Lombardi, va al tiro accompagnato ma trova Corona, è intanto Ambrosio, bello, non riesce a dare la pallina a Lombardi, l'idea non era male di Federico. Rubio indietro per il numero 27 del Sarzana che mantiene il possesso del pallone, della pallina, Munne. 5 minuti intanto a concludere, 0-0 il primo tempo. Ancora in avanti la formazione di Festa. Manrique, numero 5, trova Rubio, giocatore spagnolo, trova poi Munne, classe 2004, arrivato quest'anno a Sarzana, anche lui catalano. Si va con Cinquini che trova Ambrosio, Ambrosio viene un po' toccato da Manrique, non riesce poi a concludere, ma il possesso è ancora bianconero a 5:15. Rosi ancora per Federico Ambrosio, prova la botta fuori di poco al lato, poi Danna che è tornato in pista, recupera molto bene questa pallina, poi Gomez appoggia lì per Rosi che va nell'angolo per Ambrosio, che poi cerca ancora Danna per Ambrosio. 10 secondi di possesso bianconero, bisogna concludere. Cinquini trova Danna, anzi no, perché capisce tutto molto bene Munne, e poi Rubio. Può ripartire la formazione ligure. Munne che poi va ancora da Rubio, De Rinaldis non trova un compagno, poi recupera la sfera Manrique, Chico Manrique che trova ancora Munne che scarica fuori per Rubio. Ancora 20 secondi di possesso per i rossoneri. Manrique, Rubio, 4:15 alla fine del primo tempo, ancora 0-0. Rubio poi mette la mano giù, tocca la pista e quindi il possesso diventa bianconero. In pista Muglia al posto di Cinquini e poi torna Lucas Tabarelli in pista, ne acquista anche lui, arriva dal Giovinazzo. Ancora Muglia, trova Torner, ci mette il guantone e dice di no. Corona, può ripartire Manrique che poi trova Tabarelli, il numero 7. De Rinaldis dietro la porta di Gomez, pressato da Muglia, ancora lui in possesso, scarica per Tabarelli, ancora Tabarelli che si accentra questa conclusione, ma il possesso è ancora ligure. Tabarelli, ancora Lucas Tabarelli, numero 7, che poi scarica fuori per Rubio, avanza Rubio, mette questa pallina al centro, può ripartire il centro, Samuele Muglia e poi lo anticipa, una bella uscita Corona ed evita il pericolo, ma il possesso è ancora bianconero. Rosi si va da Torner finta al tiro, salta Tabarelli, salta anche Rubio, mette questa pallina al centro, poi ripartono loro. Tabarelli, la botta, attento Gomez, il centro in avanti, Muglia trova Torner, ancora Muglia, ragiona il centro, Torner, Muglia, 0-0. Muglia passa dietro la porta di Corona, poi scarica fuori per Rosi, si va ancora da Torner, finta al tiro, cercava Danna, tocca la pallina ma la possono recuperare i rossoneri. Rubio, intanto torna in pista Capitan Borzi, ecco lui sulla pallina fuori De Rinaldis. Manrique trova Rubio, di qua Tabarelli, fanno girare sfera
I liguri hanno ancora 18 secondi di possesso. Rubio lascia lì a Capitan Borzi, trova la conclusione, gol! A 1,59 la botta da fuori di Borzi, che trova il set. Questa volta non ha potuto veramente niente Gomez. Davvero un grandissimo tiro quello di Capitan Borzi, con la pallina che si insacca nel set alla sinistra del portierone bianconero. Siamo sotto di una rete, intanto grazie alla regia che ci fa rivedere il vantaggio del Sarzana a 1,59 dalla fine del primo tempo. Falli di squadra sono 3 pari, il centro è sotto, ma la sfida è ancora lunga. Mancano 1,59, poi c'è tutto il secondo tempo. Comunque il gol di Borzi è stata davvero una ottima rete. Si può ripartire. Roy. Dopo il time out c'è questo ultimo minuto e 59 secondi per il centro giovani calciatori e per il Sarzana da giocare per il primo tempo. La botta da fuori di Torner al volo, ha respinto Corona. Muglia, ora il centro chiaramente deve recuperare questo gol di svantaggio. La Muglia a Torner, l'accompagna, c'è Cinquini che di forza cerca di conquistare la pallina, ma invece trova Rubio e il Sarzana che vengono in avanti. Era Manrique, Rubio, Manrique ancora. Siamo a un minuto dalla conclusione del primo tempo con il Sarzana in vantaggio 1-0 qua a Viareggio, con il centro giovani calciatori. I rossoneri di Sergio Festa mantengono il possesso della pallina, vogliono portarsi all'intervallo questo gol importante che ha realizzato il proprio capitano Borzi. Manrique, attenzione, Pablo Gomez per Cinquini, Romeo Danna il capitano, protetto Corona dai suoi compagni. C'è la pallina per Muglia, debole, Corona sulla riga della porta, neutralizza, quindi occasionissima con Samuele Muglia che non ha dato potenza a questo suo tiro. Poteva essere la pallina dell'1-1, invece Corona è riuscita ad intercettarla sulla linea di porta a 13 secondi dalla conclusione del primo tempo. Alza la testa al cronometro Rubio, c'è il fallo su Torner da parte di Tabarelli e c'è il blu per il giocatore del Sarzana a 3 secondi dalla conclusione del primo tempo. Però sapete che non c'è il tiro diretto come una volta, e quindi è chiaro che ora poteva essere un'occasione per poter pareggiare. C'è intanto Rubio che viene colpito da Torner. Rubio colpito dalla pallina di Torner, va lo stesso giocatore bianconero a controllare che non sia nulla di grave, meno male. Savi si alza e siamo contenti per lui che possa proseguire. Finisce intanto il primo tempo con il Sarzana in vantaggio 1-0, gol di Borzi a 1,59. Linea alla regia e ci sentiamo per il secondo tempo, grazie.
Torniamo in diretta dal Pala Barsacchi, secondo tempo di GB Mac, Centro Giovani Calciatori Vieggio Sarzana, in vantaggio il Sarzana per 1-0 con il gol di Borzi a 1:59 dalla fine della prima frazione. Partita equilibrata, poi è arrivato questo gran tiro da fuori di Borzi che è andato a morire nel set alla sinistra, tanto lo rivediamo grazie alla regia, a sinistra di Gomez. Poi c'è stata una grandissima azione con Muglia subito dopo, adesso però dopo il blu al giocatore spagnolo Jan Munné, il numero 27 del Sarzana classe 2004, il centro a 1 minuto e 56 ancora con l'uomo in più, visto che il blu è arrivato a 4 secondi dalla fine della prima frazione. Il centro è già in pista con Muglia, Torner, Ambrosio, Cinquini e Gomez. Arriva anche il Sarzana, mentre Corona e Festa, altro ex bianconero, stanno parlando con Alessandro Eccelsi. Dalle altre piste vediamo se ci sono dei parziali. Siamo già nel secondo tempo con il Valdagno che è in vantaggio per 3-2 contro il Lodi, mentre il Grosseto è in vantaggio per 2-1 sul Novara. Anche qua siamo già nel secondo tempo, le partite sono iniziate alle 20:45, quindi hanno 15 minuti di vantaggio rispetto alla partita che stiamo seguendo. Poi domani alle 18 Bassano Forte dei Marmi e Castiglione Follonica, mentre il 3 di dicembre si recupera l'ultima partita di questa giornata con il Giovinazzo che in casa affronterà la capolista Trissino alle 20:45. Intanto vediamo anche Rubio, Borzi, De Rinaldis e Corona. Il Sarzana partirà così con l'uomo in meno per 1 minuto e 56. Il centro avrà l'uomo in più, dovrà cercare di approfittare di questo vantaggio per trovare subito il pareggio e rimettere in piedi questa sfida che, ripeto, finora è stata molto equilibrata. Ambrosio, Torner, Cinquini, ancora Torner, trova Muglia, Torner, Muglia, ancora Muglia, la conclusione fermata da Corona, riparte subito Capitan Borzi ma lo ferma molto bene Cinquini. Torner, il centro a premere, Ambrosio, Cinquini, Torner, scarica lì per Muglia, ancora per Torner, la botta di poco al lato, recupera la sfera ancora del centro Cinquini, Torner, Muglia, il tiro sull'esterno della rete, pallina a 2, visto che la sfera era rimasta incastrata sulla rete, sull'esterno della rete. Rubio e Muglia su questa sfera. Aspettiamo la ripartenza. Possesso centro, Torner, ancora Muglia, Torner, 1:17 con l'uomo in più, Muglia per Cinquini, la botta, ancora il centro, Cinquini, Torner, Muglia, ancora Samuele Muglia, non trova Ambrosio che però recupera la pallina, il centro tutto nella metà pista del Sarzana, ancora Muglia, non controlla questa sfera, poteva ripartire il Sarzana, poi recupera tutto Torner, 52 secondi con l'uomo in più, Torner, la botta, gol, il gol di Enric Torner, 23:52, la botta da fuori di Enric Torner che pareggia per il centro a 23:52, la gran botta di Enric Torner
il pareggio bianconero. Qua Corona non ha potuto fare niente, rivediamo la botta di Torner là nell'angolino alla sinistra di Corona per il pareggio del Centro. Siamo 1-1 e ancora con 47 secondi con l'uomo in più, bisogna continuare a premere. 23 e 45. Ambrosio, Torner, autore del pareggio bianconero, trova Ambrosio, ancora Torner, non trova Ambrosio, capisce tutto molto bene Capitan Borsi. Può ripartire il Sarzana De Rinaldis a sinistra, pressato dai giocatori bianconeri, poco, era solo Muglia, ancora Torner, 15 secondi di uomo in più. Torner, Muglia, ancora per Torner, ancora per Muglia, che poi torna in possesso di pallina, va ancora da Torner, ancora per Cinquini, ancora per Muglia, la conclusione al lato, siamo in parità. È tornato in pista Munne, subito possesso di sfera, 22-55, 1-1 al Pala Barzacchi. 3 falli di squadra per il Centro, 3 per il Sarzana Roy. 2 gol simili, quelli del Centro Giovani Calciatori con Tornella e quello del Sarzana con Borsi, conclusioni da fuori su cui i 2 portieri Corona e Pablo Gomez nulla hanno potuto. Intanto, a proposito di Pablo Gomez, Carlos, il papà, ci saluta dall'Argentina e anche lui si unisce alla dolore per la scomparsa di Andrea Paci, come Federica e Beppe dalle Maldive stanno seguendo e anche loro mandano un grosso abbraccio a tutta la famiglia Paci per questa disgrazia. 22 minuti da giocare nel secondo tempo, quindi le 2 squadre sono ritornate nuovamente in parità. L'equilibrio tra Sarzana e Centro Giovani Calciatori si è visto fino a questo momento della partita. Entrambi gli allenatori Mirko Di Girone e Sergio Festa hanno preparato bene questa gara. L'autore del gol rossonero Borsi ha servito un compagno di squadra, Marrica, attenzione, riguadagna la pallina per un attimo il Centro, poi è la persa, era il pressing su Muglia. C'è il quarto fallo del Centro di squadra con 3 del Sarzana. Rossoneri Borsi manovrano con ora Tabarelli. Torner scivola, si rialza, è stata persa quindi l'opportunità di un contropiede Viareggino. Rubio gli aveva toccato la pallina Cinquini. Tabarelli dietro la porta, ora aggancia in qualche modo Munne, però non riescono a concretizzare i rossoneri. Cinquini ha ricevuto da Ambrosio. Torner chiede scusa, aveva mandato per Muglia, il tiro lontano è là al lato per il Sarzana. Il Centro Giovani con Torner che si è andato subito a riprendere la pallina che aveva perso in precedenza. Muglia aggancia Cinquini, chiede Muglia la pallina al compagno di squadra, poi la lavora ma su di lui va in pressing Rubio e gliela soffia. Borsi, laterale per Tabarelli, davanti a lui c'è Torner, quindi è costretto a dare indietro, pallina messa in mezzo, difende bene Torner che dietro, anzi no, è Ambrosio che ha conquistato una bella pallina. Ora Capitan Danna si scalda, pronto a ritornare in pista in questo secondo tempo, dove il Centro Giovani Calciatori ha agganciato il pareggio con un uomo in più.
c'è una conclusione da lontano di Torner, in qualche modo viene toccata, deviata la pallina provvidenzialmente perché era diretta verso la porta, difesa da Simone Corona. Attenzione perché c'è il contropiede del Sarzana, la parata a piedi uniti da parte di Pablo Gomez. Muglia resiste alla carica di Tabarelli che aveva tirato, però Rubio e il Sarzana ritornano in avanti 4 contro 3. Attenzione, para ancora Gomez, però 2 volte che il Sarzana è venuto troppo facilmente nelle zone di Pablo Gomez, che ci ha messo una pezza alla sua maniera. Muglia scivola, Cinquini, c'è un po' di condensa probabilmente nel parquet, ci avevano fatto notare che il parquet del Pala Marzocchi a volte crea queste problematiche. Esce Cinquini, entra lì a Marosi, c'è il fischio però dell'arbitro perché ha notato una irregolarità. Vai Daniele. Sì, i 5 secondi nella metà pista del centro sono passati, quindi la pallina torna in possesso del Sarzana. Sulla pallina c'è Munne e Borzi, tanto chiede Giorgio Fontana di Milano di pulire la pista, più che altro l'area piccola di Gomez, c'è tanta umidità in questa giornata, è arrivata anche la pioggia in serata e quindi tanta condensa, tanto caldo, tanto umido, con un po' di pioggia e quindi bisogna asciugare la pista. 18:53, 1-1, i falli di squadra, 4 per il centro, 3 per il Sarzana. È pronto Borzi sulla sfera, aspettiamo ancora un attimo, si riparte. Rubia, fanno girare adesso pallina, hanno 35 secondi di possesso sfera. Rubio ancora in avanti, chiede qualcosa a Tabarelli ma non c'è niente, riparte Ambrosio, trova Lombardi che è tornato in pista, pressato da 2 avversari, perde la sfera, Tabarelli va giù, ha subito anche un colpo al volto Luca Lombardi, fallo di squadra, il quinto per il centro, il fallo di Luca su Lucas Tabarelli, classe 2002, argentino, ex Giovinazzo, ne acquisto della formazione del Sarzana come Jan Munne, classe 2004, e il secondo portiere Alessandro Grossi che arriva dal Follonica. Rubio, Borzi, ancora di qui a destra, ancora per Capitan Borzi che trova Rubio, scarica lì per Tabarelli, intanto è scivolato anche Lombardi, stanno scivolando tantissimo i giocatori, ancora Tabarelli, il miracolo di Gomez, riparte il centro, Lombardi a destra, Luca la botta, para molto bene Corona a 18:04 da una parte e dall'altra, 2 azioni molto molto pericolose. Torner, ancora Corona a 17:55, riparte Borzi, Rubio, ancora Rubio, scarica lì per Borzi nell'angolo, prova ancora Munne, Tabarelli, Rubio, fanno girare molto bene pallina i giocatori di Festa. Rubio va dalla parte opposta da Tabarelli, Munne si ferma e poi torna ancora da Tabarelli dietro la porta di Gomez, lì anche Lombardi, molto bravo Luca a recuperare questa sfera. Capitan Danna scarica fuori per Torner che avanza, trova Lombardi dietro la porta di Corona, Luca ancora lui in possesso di sfera, scarica fuori ancora per Torner, 17 minuti alla fine della contesa, 1-1 al Pala Marzocchi. Torner da fuori,
e c'è il miracolo di Corona con questa palla che poi è rimasta lì ed è uscita di poco al lato della porta, difesa da Corona. Rubio lì per Tabarelli, si va da Borzi, avanza il Sarzana, Tabarelli, Munne intanto Festa dà indicazioni a Manrique che sta per tornare in pista, ancora Gomez molto attento, riparte Torner da fuori, poi la pallina arriva lì, la controlla Lombardi, poi peccato, la pallina si ferma sull'esterno della rete, quindi si partirà con una pallina a 2, 16 e 15, time out chiesto da Mirko De Gerone, il mister bianconero. 1-1, 5 i falli di squadra per il centro, 3 per il Sarzana. Tanto Valdagno Lodi 4-2, Grosseto Novara 2-2 e poi come sapete qua il Pala Barzacchi l'1-1 tra centro e Sarzana. Intanto sono meravigliosi i tifosi bianconeri, non hanno mai smesso di cantare ed incitare la formazione bianconera, come abbiamo già detto, in una giornata molto triste per la città di Viareggio, ma dobbiamo trovare in tutti i modi un risultato importante anche proprio per Andrea Paci. Tanto si riparte con quella pallina a 2, 16 e 15 al Pala Barzacchi, 1-1. Rubio sulla sfera insieme a Capitan Danna, si riparte, la recupera molto bene Luca Lombardi, questa sfera, ancora Luca Lombardi dietro la porta di Corona, attraversa tutta la pista, poi va fuori da Torner, Eric Torner viene fermato da Borzi che poi aveva appoggiato per Rubio, riparte ancora il capitano del Sarzana. Bravo Luca, ha capito tutto e ha fermato questa sfera che andava verso Manrique. Può ripartire il CGC con Luca Lombardi, Eric Torner trova, no, perché arriva prima Rubio di Danna. Borzi, Manrique fermato da Rosi, ancora Manrique, 15 e 25, 1-1 Roy. Sardana che col capitano Borzi prova a concludere, invece trova l'assist poi su Manrique che è fermato da Danna, però sono ancora i giocatori liguri in possesso della pallina, vengono in avanti con Rubio, prova Manrique la respinta corta, attenzione perché non aggancia per fortuna il giocatore del Sarzana, Rosi però è lì, Rubio arriva prima di lui, siamo sull'altezza del centro della pista, l'ex ha servito subito Manrique, indietro ancora Manrique in azione, si fa vedere Rubio che imposta lui questa azione per i ragazzi di Sergio Festa, accompagna la pallina indietro, Borzi aveva quasi avuto l'idea di tirare ma era troppo lontano, Corona stoppa con la racchetta la pallina per Rubio, Danna lo controlla a distanza, tentava di fare una giocata a Manrique ma ha trovato dietro di sé Torner, Rosi, Lombardi ha dato vivacità con la sua presenza in pista alla manovra del centro giovani, ora prova un'alza e schiaccia, però ha trovato anche l'avversario davanti, lo ha fermato Manrique, è andato giù Luca Lombardi, si è rialzato prontamente il Sarzana che tenta di venire in avanti, era Tabarelli che aveva agganciato per un attimo la pallina, va in profondità
la manovra rossonera, però c'è la buona guardia dei giocatori del Centro Giovani Calciatori nella circostanza, è Lombardi che era retrocesso. 13 minuti alla conclusione della gara, è 1-1 il punteggio, i falli di squadra sono 5 per il CDC, 3 per il Sarzana che avanza ora corpo a corpo. Manrique Rosi ha avuto la peggio il giocatore del Sarzana, ora parte Torner con l'aiuto della sponda, arriva, può tirare e c'è una bella giocata da parte di Enric con Corona ancora una volta attente. I due portieri sono stati davvero molto bravi fino a questo momento, Pablo da una parte, Simone Corona dall'altra. Mette in mezzo Lombardi, pallina sempre per il Centro Giovani da Rosi, indietro a Torner. Si tentano queste giocate da lontano perché vedete che si fatica ad entrare quasi nell'area avversaria a tu per tu dei portieri. Ora è Danna che ha dato a Torner, apertura laterale per Lombardi, Corona che c'è ancora. Dobbiamo dire che sta facendo gli straordinari anche il portiere del Sarzana, però i portieri sono lì per parare e Simone Corona fino a questo momento lo ha fatto davvero alla grande. Corona che Sarzana che mette con Rubio una pallina per Tabarelli che spinge dal dietro Danna, però è andato Rosi con grande caparbietà, però perde la pallina. Attenzione perché c'è una bella giocata, va debole alla conclusione il numero 5 Manrique che era riuscito ad incunearsi bene nell'area bianconera, perde sull'attacco di Manrique Tornero la pallina, ora arriva, tira, para Gomez, non sono male però questi ragazzini arrivati a Sarzana, tanto chiede il cambio il numero 7 del Sarzana Tabarelli, ha fatto un cenno probabilmente alla prossima. Lombardi, partita molto vivace con i giocatori che spendono molte energie, ecco perché i due allenatori De Geroni da una parte e Festa dall'altra attuano molti cambi. Vedete che Luca Lombardi, palo clamoroso del Centro Giovani con Luca Lombardi a 10 minuti e 30 secondi dalla conclusione della partita, palo di Luca Lombardi. Qui è stato sfortunato il giocatore del Centro Giovani Calciatori che viene chiamato fuori da Mirko De Gerone, c'è il time out. Qui in centro con Luca Lombardi ha avuto davvero una grossissima opportunità per passare in vantaggio. Aveva fatto una bella giocata, come detto appunto, questa vivacità di Luca Lombardi ha creato qualche problema dietro alla Sarzana e ora con un pizzico di fortuna in più il Centro Giovani Calciatori sarebbe potuto passare in vantaggio, però la partita vedete è sempre molto viva, molto aperta, ci sono sempre margini, sono 10 minuti dal termine, quindi è chiaro che è ancora molto lunga la strada per poter cercare il successo da una parte e dall'altra. L'equilibrio regna, però ora la differenza la fa questo palo di Luca Lombardi. Si riparte tra poco, fallo sul centro, 10:29, pallina pronta, messa lì da Fontana, sulla sfera Capitan Danna, pronto a scaricare per Ambrosio, ecco lì Ambrosio, passa dietro la porta di Corona, scarica fuori per Rosi, ancora Rosi, trova Danna, si va da Cinquini, a destra Elia Cinquini, su di lui Rubio, torniamo fuori da Danna, adesso Rosi,
fuori per Cinquini, la botta di Cinquini, palo di Cinquini a 10:02. Sfortunatissimo il centro, 2 pali colpiti in questa seconda frazione dai bianconeri. Ambrosio, prova Ambrosio, fermato, ancora Ambrosio, la conclusione, la palla rimane lì e poi la palla attraversa tutta l'area del Sarzana e si perde nell'angolo. Può ripartire Borzi per il Sarzana. Adesso il centro un po' sfortunato in questa fase del secondo tempo, come diceva anche Roy, 2 pali colpiti dai bianconeri. Borzi, 9:20, Manrique scarica per Borzi, ancora lui, ancora per Manrique, Rubio, possesso ligure, Borzi, torna da Rubio, 5 secondi devono concludere. De Rinaldis prova questa conclusione quasi allo scadere dei 45 secondi. Adesso riparte il centro con Capitan Danna, sta alzando la pressione la squadra bianconera. Rosi, pronto anche Muglia a tornare in pista. Cinquini trova Ambrosio dietro la porta di Corona, Federico Ambrosio scarica fuori, ancora per Rosi, avanza Liam Rosi, passa dietro la porta di Corona, lui in possesso di sfera, 15 secondi per concludere. Ambrosio va da Cinquini, 10 secondi di possesso bianconero, bisogna concludere. Arriva la pallina Danna, 1 secondo alla fine e scade qua, quindi torna la sfera in possesso del Sarzana. Borzi va da Rubio, Manrique, numero 5 del Sarzana, soprannominato Chico. Possesso della squadra ligure, 6 falli di squadra del centro, 4 del Sarzana, 7:55 alla conclusione, 1-1 con questi 2 pali colpiti dal centro nel secondo tempo. Danna può ripartire, ci arriva prima Corona che spazza via questa sfera, che poi alla fine viene ancora recuperata dai giocatori di Festa con Manrique pressato da Rosi. Si va da Rubio, 10 secondi per concludere per la squadra ligure. Ancora il Sarzana con De Rinaldis. La conclusione, scade il tempo, quindi il possesso torna bianconero. Sono finiti 45 secondi. Muglia in pista, fuori Danna. Cinquini è pronto, scarica lì per Ambrosio. Forza ragazzi, Ambrosio, Liam Rosi, Samuele Muglia, avanza Muglia, trova Cinquini, si ferma, ragiona, torna fuori, scarica per Muglia, avanza Muglia, prova la conclusione sporcata, poi recupera la sfera Borzi, può ripartire il Sarzana. 6:52. Rubio, Manrique, Rubio dalla parte opposta da Borzi, prova il tiro, fermato dai giocatori bianconeri per un attimo, poi recupera la sfera De Rinaldis, tutto regolare. Ambrosio la recupera, prova in conclusione, poi Muglia, ancora Corona a dire di no a 6:30, poi va giù Rosi, fallo di De Rinaldis. Quinto fallo di squadra del Sarzana, si chiede di pulire la pista. Centro che nel secondo tempo ha alzato molto la pressione, anche se il Sarzana è una squadra giovanissima ma molto pericolosa. Tanto Valdagno Lodi è 4-4, il Grosseto vince 3-2 sul Novara. Si pulisce il parquet del Palabarzacchi,
6:26, siamo sull'1-1. Centro che ha colpito due legni, come si diceva una volta in questo secondo tempo. Un tempo molto equilibrato, il secondo tempo il centro ha alzato la pressione, però sicuramente non è facile contro squadra di festa, squadra di giovani, ma che sta dimostrando tanta qualità. Siamo pronti? Ambrosio è pronto a metterla lì a Muglia, il centro in possesso, Samuele Muglia, fuori per Torner, avanza Torner, ancora Torner, scarica per Muglia, va a sinistra, Samuele Muglia dietro la porta, trova Cinquini, fuori per Torner, avanza Enric, la mette lì, Muglia, la pallina rimane lì, poi la recupera De Rinaldis, Borzi che va avanti, va giù, non c'è niente, Ambrosio non l'ha neanche toccato, pallina recuperata adesso da Ambrosio, ancora il bomber, trova Torner, poi può ripartire Rubio, prova la conclusione, gol di Rubio a 5:42, peccato, abbiamo perso, insomma è stata un'azione davvero strana, una pallina che è rimasta lì, Rubio poi è ripartito, la sua conclusione, ha trovato questo vantaggio, il centro davvero sfortunato in questa circostanza. 5:42, 2-1 Sarzana Roy. Non ci voleva, perché dopo due pali dei 100 giovani calciatori che potevano in qualche modo portare in vantaggio la squadra di Areggina, è arrivato questo gol di Rubio, ex di turno, con la quale la squadra di Sergio Festa ha trovato questo vantaggio importante. Pallina guadagnata a centropista da un disimpegno poco efficace, e quindi fatto sta che è arrivato alla conclusione, quasi un piccolo pallonetto basso, una traiettoria strana sulla quale Pablo Gomez non ha potuto farci nulla, tanto ne ha approfittato di questo momento di sosta Simone Corona. Hanno ripulito ancora il parquet alla sua porta, tenta la conclusione da lontano Torner, per poco stava per impossessarsi della pallina nuovamente il Sarzana. Ora parte con Rubio, che però ha portato la pallina nel punto in cui doveva essere battuta questa ripresa del gioco, questa punizione. Ora il centro si trova costretto a rincorrere il pareggio, visto che è sotto a 5 minuti e 28 secondi dalla conclusione di un gol per il vantaggio di 2-1 della squadra ospite. Muglia, partito dalle retrovie, però non è riuscito ad arrivare a tu per tu di Simone Corona, che ha mandato lontano la pallina, trova Torner a recuperarla, da questi subito in avanti per Cinquini. Ora il centro deve anche fare attenzione a non scoprirsi, a non perdere palline in modo ingenuo, per non rischiare di portare il Sarzana nuovamente pericolosamente nelle zone di Pablo Gomez. 4 minuti intanto a concludere la gara, Sarzana in vantaggio 2-1 qua a Viareggio al Pala Marzacchi, con il gol dell'ex Savi Rubio, che vedete ha messo Borzi nella condizione di andare in gol. De Rinaldis invece, De Rinaldis segna a 4:23, ma è stato
Rubio che gli ha dato la pallina, l'assist per il 3-1, e quindi ora è chiaro che si fa difficile la situazione per il centro giovani calciatori quando siamo a 4 minuti dalla conclusione della partita. La situazione si è ingarbugliata dopo un inizio di secondo tempo efficace per il centro giovani calciatori, che era sceso con grande determinazione. Fatto sta che Lombardi aveva colpito un primo palo, poi Cinquini un secondo a distanza proprio di poco, che potevano in qualche modo essere la differenza di questa partita dopo l'1-1 che era stato trovato da Torner nel secondo tempo in superiorità numerica. Adesso ci vuole chiaramente un miracolo, come si dice in questi casi, perché in 4 minuti e 23 secondi il centro giovani calciatori deve cercare di ribaltare questo 3-1 a favore del Sarzana. Si riparte con Torner, per i bianconeri trova Ambrosio, questa pallina sporcata da Manrique, riparte Borzi, trova ancora un compagno, poi la pallina va nell'angolo, viene recuperata da Samuele Muglia, può ripartire il CGC. Samuele Muglia trova Ambrosio, cerca di mettere la pallina al centro, rimane lì questa pallina sporca, poi la Borzi a controllare, pressato da Ambrosio, si scivola tantissimo sul parquet del Palabarzacchi, ferma tutto Alessandro Eccelsi. Davvero tanta umidità. Parte il centro, Muglia dietro la porta di Corona, vanno giù un po' tutti. Torner avanza lui, controlla questa sfera dietro la porta di Corona, si ferma, poi la scarica lì per Muglia, ancora per Torner che cerca un compagno, non lo trova, può ripartire Borzi per il Sarzana, viene fermato per un attimo prima d'Ambrosio, poi recupera la pallina Torner, può ripartire il centro, 3:20, bisogna premere questa pallina che è ancora buona. Muglia, ancora Muglia, l'alza e schiaccia con la pallina che esce di poco, riparte il numero 27 del Sarzana, Munne, Manrique che trova ancora Munne, ancora per Manrique. Chiaro che loro ora cercano di controllare questa sfera il più possibile per far scorrere il tempo, ma al centro la recupera Ambrosio, la pallina rimane lì, poi la recupera Cinquini, si va fuori da Torner, ancora Eric Torner che trova Muglia, salta bene un avversario Muglia, bravo Muglia, gol! Gol di Muglia! Gol di Muglia! Gol di Muglia! Gol di Muglia! Un capolavoro, un gran gol di Samuele Muglia a 2:41, dedicato ad Andrea Pasci. Sì, si è visto, si è visto. L'aveva scritto proprio su la dedica meravigliosa del Bomber. L'aveva scritto. Ha guardato anche il cielo, questa la dedica è tutta per Andrea Pasci. Grande Muglia, grande gol e grande persona per questa dedica. Poi guarda, ha guardato i tifosi bianconeri, ha esultato, sono 2:41 di fuoco dopo il gol di Muglia. Tanto si pulisce la pista, si è pulita l'arietta piccola di Corona, ora si pulisce anche l'arietta piccola di Gomez. Davvero tanta umidità in pista, tanto calda all'interno del Palabarzacchi. Chiaro, una giornata come questa di novembre con pioggia ma per niente fredda, e sappiamo quanta umidità c'è in queste circostanze a Viareggio. Si riparte, non bisogna mollare, riparte il Sarzana, Rubio, Munne, Borzi, fermato per un attimo da Muglia. Il possesso è ancora bianconero, 2:28, ancora là Torner, ancora Torner, prova la botta,
di poco al lato, cerca di arrivarci Cinquini, capisce tutto Rubio, ma poi Ambrosio, poi va giù, tutto regolare. Munné, trova ancora Manrique, tiro sporco che vola la traversa, ancora Manrique, rimane lì, riparte il centro con Samuele Muglia, tutti i tifosi ad incitare il centro. Cinquini e gol del centro, non gli viene dato. La pallina secondo me era dentro, poi dopo riguardiamo. Torner, Ambrosio, fuori, Ambrosio, corona il miracolo. Mamma mia quello che è successo. Allora guardiamo se riusciamo a rivedere, grazie alla nostra regia, eccola qua la pallina, si vede male. Si vede malissimo. L'arbitro era in linea, sembrava un pallonetto beffa. Sì, però Corona è davanti, non riusciamo a vedere, non possiamo dare un giudizio. L'arbitro era in linea, comunque è chiaro che in questi ultimissimi minuti il Centro Giovani Calciatori ha cercato il miracolo, come avevo definito prima io. Guarda, riguardiamo un attimo, eccolo che arriva Elia. La conclusione, questo pallonetto, la pallina, eccola, non lo so Roy, non si vede, non lo so. L'arbitro ha dato la prosecuzione dell'azione, è chiaro che sarebbe stato un grande miracolo, come l'avevo definito io, questo pallonetto di Cinquini. Comunque c'è sempre 1 minuto e 43 secondi alla fine di questa partita che il Centro Giovani Calciatori sta cercando di recuperare dopo che ha visto il Sarzana portarsi sul 3-1. Ambrosio, anche lui ha sfiorato la rete quasi a porta vuota. Torner, attenzione a non perdere la pallina sul pressing. Ambrosio, Torner, Cinquini, Torner in profondità per Muglia, che ha dato sicuramente grande spessore con la sua presenza in pista. C'è il fallo di Federico Ambrosio che ha fermato con un braccio Rubio, l'arbitro Fontana era lì, assegna il 7° fallo di squadra del Centro Giovani Calciatori. 5 sono per il Sarzana, che sta vincendo 3-2 qua al Pala Barsacchi a 1 minuto e 19 secondi dalla conclusione della partita. Il centro lascia fuori Gomez, entra Danna, quindi 5 giocatori di movimento per la squadra di Mirko De Gelone, che sta cercando il tutto per tutto sul 3-2 a favore del Sarzana. 5 giocatori di movimento per i bianconeri. Samuele Muglia in possesso di sfera, cerca di ricevere Cinquini, Muglia, Tornel, Muglia ancora, Ambrosio in mezzo all'area, Muglia, però anche il Sarzana si è chiuso di fronte al portiere Serena. C'è il tiro di Cinquini, la deviazione provvidenziale di Simone Corona, la pallina che viene recuperata dal capitano Davide Borzi. 29 secondi alla conclusione della gara. Sarzana 3, Centro Giovani Calciatori 2. I bianconeri forzano i tempi, vogliono recuperare una partita che sembrava persa sul 3-1, poi il gol magico di Samuele Muglia l'ha riaperta, dando la speranza e l'ossigeno ai bianconeri di Mirko De Gelone. Una partita che è stata equilibrata per tutto il suo arco, c'è stato un attimo di appannamento dei bianconeri, il Sarzana ne ha approfittato segnando 2 gol, ma ne approfitta ora il centro. Gol di Ambrosio e stiamo sul 3 pari a 19 secondi dalla conclusione di questa partita. Ambrosio trova con una grande botta da fuori,
ma con una grande spinta, con un grande cuore, con una grande determinazione, con una grande voglia di recuperare una partita che sembrava persa sul punteggio di 3-1 quando mancavano 4 minuti e 23 secondi alla sua conclusione. Il Centro Giovani a 19 secondi dalla conclusione l'ha recuperata sul 3 pari e ora ci crede, anche se il possesso della pallina è del Sarzana. 9 secondi, attenzione, Cinquini tira e c'è D'Ambrosio nella deviazione, un pallonetto si alza sulla traversa della porta difesa da Simone Corona. Il gioco è fermo, siamo ormai a 3 secondi dalla conclusione di questa partita, 3-3, perché per come l'ha recuperata il Centro si può dire che è quasi una vittoria. Il là l'ha dato Samuele Muglia con un gol capolavoro, ha riaperto una partita che sembrava ormai già all'appannaggio dei liguri di Sergio Festa. Attenzione perché Ambrosio va a terra, c'è attenzione, perde la racchetta il bomber del Centro Giovani Calciatori che sale a 7 reti, finisce la partita 3-3, ma direi che è un risultato che il Centro Giovani Calciatori alla grande è riuscito a recuperare quando sembrava ormai perso. Io ho detto ci voleva un miracolo, il miracolo c'è stato, perché il Centro Giovani Calciatori ha avuto un attimo di appannamento e dobbiamo dire che il Sarzana è stato bravo ad approfittarne. Sarzana che ha dimostrato di essere davvero, come detto, la mina vagante di questo campionato. Apre Borzi 1-0 nel primo tempo, il pareggio di Tornero 1-1, il gol del vantaggio di Rubio 2-1, il 3-1 di De Rinaldis, Muglia 3-2, Ambrosio 3-3. Daniele. Sì, una partita meravigliosa perché il Centro nel secondo tempo, primo tempo molto equilibrato, bella partita del Sarzana, poi aveva trovato questo vantaggio, come diceva Roy, poi il Centro era partito molto bene nel secondo tempo, era andato sotto di 2 reti, ma col cuore, con tutto ha portato a casa questo pareggio che poi con il cuore è tutto per Andrea Paci. È tutto per Andrea Paci, grande Centro, grande prestazione e comunque rimaniamo imbattuti. Non era facile questa sfida per come si era messa, tanto i tifosi bianconeri cantano le canzoni del carnevale per i nostri ragazzi, Mascherei è protagonista in questo momento e è bellissimo perché hanno incoraggiato la squadra per tutta la partita, non hanno mai smesso di cantare per cercare di aiutare i bianconeri. Adesso centro c'è tutto il palazzetto che applaude, comunque tanti applausi anche al Sarzana, squadra davvero interessante, come diceva Roy, tanti giovani, una formazione che potrà sicuramente togliersi tante soddisfazioni. Gli applausi del pubblico bianconero per i nostri ragazzi in questa settimana davvero difficile per la città di Viareggio, però l'abbiamo rimessa in piedi e ci voleva. Bellissimo anche il gesto di Samuele Muglia che ha dedicato questo gol ad Andrea Paci. Siamo alla fine 3-3. Grazie alla nostra regia, bravissimi come sempre anche con tutti i replay, è davvero un orgoglio lavorare con voi. Grazie a Roy Lepore, a risentirci chiaramente, ci risentiamo presto. Grazie, buonanotte.